aveva minacciato di incendiare la casa con dentro l'anziana nonna a Mogliano, arrestato e processato, è stato rimesso in libertà, è tornato nell'appartamento, si è barricato e ha aperto il gas. 39enne ricoverato in ospedale. Inseguimento ad alta velocità questa mattina tra Silea e Treviso, auto sospetta bloccata da polizia e carabinieri, 2 uomini a bordo tentano la fuga a piedi, uno si nasconde in un cantiere, bloccati. L'assalto al treno dei tifosi del Venezia da parte degli ultras di Udinese e Salisburgo a Basiliano, arresti convalidati dal giudice, i fermati hanno patteggiato pene da 1 anno a 8 mesi e a 2 anni e per tutti Daspo. Commozione e silenzio a Roveredo in Piano per l'ultimo saluto ad Emma Cadelli, la studentessa morta a Parigi per un malore. Il gelo di Luca Zaia di fronte all'ipotesi di un ruolo di Roberto Vannacci in vista delle regionali in Veneto, e questo mentre la Lega prosegue la sua mobilitazione su presidente e terzo mandato. Fiamme in una cella del carcere Baldenic di Belluno, gravemente ustionati 2 detenuti di 24 e 30 anni trasportati nell'Isoccorso in ospedale a Padova. Oggi la festa di San Biagio, e a San Biagio di Callalta si festeggia il patrono con migliaia di persone alla cerimonia di benedizione di pane e arance e il rito delle candele. Buonasera, ben ritrovati in diretta, eccoci, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Andiamo allora alla vicenda davvero paradossale ed estrema che si è verificata a Mogliano Veneto. Nel pomeriggio un uomo di 39 anni si è barricato in casa minacciando di far saltare l'impianto del gas. Era appena tornato in libertà dopo una notte di follia in cui aveva minacciato di dar fuoco all'abitazione in cui vive con la nonna, per poi aggredire carabinieri e vigili del fuoco. Sono state 24 ore di follia a Mogliano Veneto, in località Marocchesa, in una villa a ridosso del complesso delle Generali, dove un uomo di 39 anni con precedenti di polizia e sotto effetto di droghe è stato protagonista di 2 eventi al limite. Prima ha minacciato di dare fuoco all'abitazione dove vive con la nonna e all'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco ha lanciato loro addosso un fumogeno. Poi, dopo l'arresto e la scarcerazione di qualche ora successiva, si è barricato in casa minacciando il suicidio e manomettendo l'impianto del gas. Per il resto, ore di autentico panico e grande tensione. Ma andiamo con ordine. La prima mobilitazione parte nottetempo. Venite, mio nipote vuole dar fuoco a casa. L'allarme drammatico lanciato al 112 dalla nonna ultra ottantenne. È stata lei a chiedere aiuto di fronte all'uomo in escandescenze, che non si fa remore a lanciare addosso a carabinieri e vigili del fuoco. Una volta sul posto, un fumogeno da imbarcazione. Segue la fuga tra i campi con l'inseguimento che si conclude poco distante. L'uomo con sé ha anche un coltello a serramanico lungo 19 centimetri. Inevitabile l'arresto, così come l'attivazione dell'iter per la direttissima, anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nella casa resta la nonna, non se la sente di parlare, è visibilmente scossa ma estremamente lucida. La sensazione netta è che nonostante tutto voglia ancora tutelare il nipote, quel nipote che troppo spesso la tratta male. Mia moglie l'ha sentito urlare un giorno che stava pulendo qua fuori e urlava cose senza senso e inveiva contro gli anziani. Anche davanti a un complesso come Generali, così c'è gente, c'è sempre persone, però comunque siamo isolati perché non siamo nel centro e sta persona è qua. Ma non finisce qui. Il 39enne rientra a sorpresa nella sua abitazione a Marocchesa nel primo pomeriggio. Il giudice lo ha appena scarcerato, infatti, senza obblighi. Una volta in casa si barrica dentro e manomette l'impianto del gas. Il rischio esplosione è altissimo. Arrivano nuovamente vigili del fuoco e carabinieri. Subentra anche un negoziatore del reparto operativo del comando di Treviso. L'uomo, già seguito dal SERD e dai servizi sociali, viene accompagnato in ospedale per una valutazione psichiatrica. Una vicenda paradossale che poteva davvero finire in tragedia. Credo che sia inammissibile, credo anche perché era stato arrestato, non c'è stata la convalida dell'arresto e questa è un grande punto interrogativo. Non è stata fatta una verifica sanitaria di questa persona, riportata a casa e ha ricreato le condizioni ancora più pericolose rispetto a questa notte, la notte scorsa. Io devo dire però che io capisco di curare queste persone, sostenere queste persone, però una volta ricordo c'erano, fra virgolette, lo dico, fra virgolette, i manicomi, e credo che se ci fossero significava che servivano a qualcosa.
Sono stati attimi concitati in mattinata anche in un'altra zona, quella tra Silea e Treviso, per un intervento congiunto di carabinieri e polizia che hanno inseguito un'auto sospetta tra il traffico che potete immaginare di quell'ora, bloccati 2 uomini a bordo che avevano continuato a piedi la fuga. Uno si era nascosto tra i macchinari di un cantiere stradale. A chi ha assistito a quanto accaduto tra Silea e Treviso forse è sembrato di essere finito in un film. Sono circa le 11 quando una pattuglia dei carabinieri intercetta a Silea una vettura sospetta segnalata in occasione di alcuni casi di truffe ai danni di anziani. Quando i 2 uomini a bordo, entrambi di origine campana, si accorgono dell'auto dei militari, si danno alla fuga. Inizia così un inseguimento che vede impegnate 5 auto di carabinieri e polizia a sirene spiegate. Dopo alcuni chilometri, giunti all'altezza di Viale della Repubblica, i fuggitivi abbandonano l'auto e si dividono scappando a piedi. Il passeggero viene bloccato poco distante dai militari del nucleo radiomobile, mentre il conducente tenta di nascondersi tra i macchinari del vicino cantiere stradale. A un certo punto ho visto arrivare una macchina della polizia tutta in velocità, bloccarsi, scendere appunto una poliziotta e andare sul cantiere dove stavano facendo i lavori e per bloccare una persona che in teoria, da quello che ho sentito, erano anche 2 ragazzi, però l'altro l'avevano già fermato i carabinieri, invece questo era riuscito a scappare e si era nascosto dentro i lavori che stavano sul cantiere qua e l'hanno preso, insomma. A piedi quindi? Sì, era a piedi, sì, poi è salito in macchina e sono andati via. Qualche testimone racconta di aver visto l'uomo calarsi in una buca ricavata nell'asfalto utilizzata dagli operai durante i lavori. Nonostante il tentativo di sfuggire alle forze dell'ordine, però, anche lui viene intercettato dagli agenti delle volanti. I 2 vengono portati nella caserma dei carabinieri di Villorba per ulteriori accertamenti. Al momento, da quanto emerso, non sembra che i 2 abbiano commesso reati in zona. Fa un po' strano vedere una scena così a Treviso. Beh sì, non è che succede tutti i giorni, mettiamola così, quindi dici subito tutti che si erano fermati a guardare. E sono aumentati i controlli a San Biagio di Callalta dopo il raid di furti che ha interessato il territorio nelle scorse settimane. Per questo anche la festa del patrono è blindata. Ascoltate l'appello della sindaca Pillon al prefetto. Proprio in questi giorni, in concomitanza anche con la sagra paesana, abbiamo visto maggiori pattuglie da parte dell'Arma dei Carabinieri, questo proprio per cercare da un lato di proseguire con il filone delle indagini e dall'altro lato di controllare maggiormente il territorio in tutte le ore del giorno. Festa patronale blindata per San Biagio di Callalta, comunità che nelle scorse settimane ha dovuto fare i conti con un vero e proprio stillicidio di furti, sia in negozio che in abitazione, soprattutto nella zona di Fagarè. Da qui la lettera urgente che il sindaco ha inviato al prefetto di Treviso, Angelo Sidoti. Con il weekend e l'avvio della festa di San Biagio, i controlli sono quindi aumentati. Solo nelle scorse ore 3 le pattuglie in strada lungo la Postumia callaltina. Io ci tengo a ringraziarlo, nonché anche a ringraziare il comando dei Carabinieri di Treviso, perché da subito si sono attivati. È chiaro che il numero dei furti è in linea anche con gli anni precedenti, però sappiamo bene che ogni situazione è a sé e non possiamo sottovalutare l'impatto sociale che i reati predatori hanno sul nostro territorio. Insomma, la solita e sempre attuale tematica della sicurezza percepita nelle ore in cui si registrano 2 nuovi ingressi, uno presso il comando della polizia locale, l'altro dei carabinieri. Però ne mancano ancora e quindi il nostro appello è quello di riuscire ad avere più uomini in divisa, perché questo sicuramente agevola tutte le forze dell'ordine che sono ogni anno e ogni istante al fianco dei cittadini per il controllo del territorio. Torniamo all'assalto a Basiliano del treno dei tifosi del Venezia, processati per direttissima gli 8 ultras protagonisti del drammatico episodio. 7 patteggiamenti e un rinvio al dibattimento con rito abbreviato. Si è chiuso così il processo per direttissima a carico degli 8 arrestati per l'assalto al treno dei tifosi del Venezia nella stazione di Basiliano. Si tratta di 6 tifosi del Salisburgo gemellati con gli udinesi, tutti austriaci, uno di origini bosniache, un albanese e un italiano di origine senegalese, residenti ad Udine. Gli 8, di età compresa tra i 20 e i 48 anni, sono comparsi davanti al giudice Matteo Carlisi per rispondere tutti di blocco ferroviario con interruzione di pubblico servizio, rissa aggravata e utilizzo di materiale pirotecnico allo stadio. Contestata al solo ragazzo bosniaco anche la resistenza pubblico ufficiale per aver colpito con un pugno una agente di polizia di Venezia.
Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i 6 residenti in Austria e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i 2 di Udine. A quel punto l'avvocato Giovanni Adami ha proposto di definire la posizione dei suoi 7 assistiti, proponendo il patteggiamento concordato con il pubblico ministero Andrea Gondolo. L'avvocato difensore del giovane di origini senegalesi, Francesco Sorrentino, ha deciso invece di non avvalersi di questa possibilità. Le pene applicate dal giudice Carlisi, tutte con la concessione della sospensiva, sono di 2 anni al ragazzo bosniaco, 1 anno e 8 mesi ai 5 tifosi del Salisburgo e 1 anno e 10 mesi al tifoso albanese, quest'ultimo 2 mesi in più per aver utilizzato una cinghia per colpire i sostenitori del Venezia nell'assalto. Il 17 febbraio prossimo tornerà in aula soltanto il 20enne italo-senegalese per il dibattimento con rito abbreviato. Per lui disposta la misura della custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico e possibilità di allontanarsi da casa in attesa del giudizio soltanto per andare a scuola. Per gli 8 è stato anche disposto il DASPO per la durata di 5 anni. Tutta la vicenda è stata inquadrata come una vendetta dei tifosi dell'Udinese per l'assalto subito da alcuni di loro il 30 ottobre del 2024 a Venezia da parte degli ultras lagunari. Sabato scorso gli austriaci erano venuti ad Udine per festeggiare i 25 anni di gemellaggio con i bianconeri. Poi tutto è degenerato nei gravi fatti del post partita. Le indagini ora proseguono per identificare gli altri partecipanti all'assalto, che sarebbero in tutto tra i 40 e i 60. E commozione e silenzio a Roveredo in Piano per l'ultimo saluto a Emma Cadelli, l'ex studentessa del Collegio Pio X di Treviso, stroncata da un malore a Parigi. Una chiesa gremita, un silenzio profondo e il dolore che si leggeva sui volti di chi con passo lento e sguardo basso entrava per l'ultimo saluto a Emma Cadelli. All'interno l'atmosfera era carica di commozione, con composizioni di fiori bianchi disposte lungo l'altare e corone sistemate con cura a testimoniare l'affetto di chi ha voluto renderle omaggio. Al centro la bara, adornata con rose rosse e rosa, e un cuore bianco di pietra, simbolo dell'amore che la accompagnerà per sempre. Un'intera comunità si è raccolta per stringersi attorno alla famiglia in un clima di dolore composto e silenzioso. Nessun rumore ha interrotto il momento, solo il passo lento del corteo e il suono dell'organo che ha accompagnato l'uscita della bara dalla chiesa. Il dolore era ovunque, nei volti segnati dalla tristezza, negli abbracci stretti senza bisogno di parole, in un'assenza che ha lasciato tutti senza fiato. Emma Cadelli, 20enne, originaria di Roveredo in Piano, era una studentessa brillante di chimica all'Università a Parigi. Nel 2020 era stata premiata come studente dell'anno al Collegio Pio X International di Treviso, a testimonianza della sua determinazione e del talento che l'aveva portata a costruire un futuro promettente. Un futuro che si è interrotto troppo presto, nella mattinata di mercoledì 26 gennaio, quando un malore l'ha strappata alla vita. I genitori, preoccupati per il suo silenzio, avevano tentato più volte di contattarla, finché il custode del campus ha fatto la tragica scoperta. Emma lascia il papà Stefano, dirigente della polizia ferroviaria, e la mamma Barbara. Nel giorno dell'addio il dolore si è fatto collettivo, condiviso da chi l'ha conosciuta e da chi, anche senza averla mai incontrata, è rimasto colpito dalla sua storia. Il ricordo di Emma resterà vivo nel talento che l'aveva resa speciale, nella passione con cui seguiva i suoi sogni e nell'amore di chi oggi la piange con il cuore spezzato. Ecco, sorella Emma, il suo corpo è qui, che ci sta dicendo la verità di tutti noi, che nessuno sarà escluso di questa morte corporale, ma la sua anima e il suo spirito vivano nella luce di Dio. Andiamo avanti con la cronaca di queste ore. Condannato per reati tributari, la Guardia di Finanza di Treviso ha confiscato a un imprenditore tessile di origini cinesi l'abitazione e i laboratori situati a Giavera del Montello. Tutto è iniziato con una verifica fiscale nei confronti di un laboratorio tessile da parte delle Fiamme Gialle che hanno incrociato informazioni ricavate dalle banche dati a disposizione, facendo emergere una serie di anomalie in materia di redditività e irregolarità nei versamenti, poi confermate da successivi e più approfonditi riscontri. L'attività era amministrata da un imprenditore cinese denunciato per dichiarazione infedele e occultamento delle scritture contabili. Era emerso che le due condotte erano state
state finalizzate a evadere le imposte sui redditi per circa 250.000 euro. L'imprenditore di recente è stato condannato a titolo definitivo a 20 mesi di reclusione dal Tribunale di Treviso per reati tributari commessi negli anni d'imposta dal 2014 al 2017. L'imprenditore cinese ha subito anche la confisca dei beni pari alle imposte evase e quindi i nostri accertamenti si sono orientati a individuare e dunque confiscare 4 immobili di cui il condannato risulta ancora titolare. Si tratta di un'abitazione, un garage e 2 laboratori artigianali situati all'interno di un unico complesso immobiliare utilizzati dal cittadino cinese come residenza e sede della sua impresa. Beni che ora sono passati nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio, che potrà venderli oppure darli in uso per finalità di pubblico interesse. Si era presentato in tribunale con la vestaglia da notte leopardata l'uomo di 59 anni di Castelfranco. È stato condannato oggi a 1 anno con pena sospesa, libertà vigilata, obbligo di farsi seguire dal centro di igiene mentale. Si tratta dell'uomo che, armato di una cesoia e di un coltello, aveva fatto irruzione nell'appartamento del suo inquilino, un altro individuo di nazionalità nordafricana, colpevole di pagare l'affitto con soldi piegati, stropicciati, a volte anche danneggiati. E questo mandava su tutte le furie il 59enne. Il cittadino marocchino aveva allertato i carabinieri, l'uomo era stato denunciato per violazione di domicilio e minaccia. Non contento, dopo il primo provvedimento del giudice che lo aveva sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora, si era ripresentato alla porta dello straniero, ovviamente per riscattare l'affitto, questa volta completamente nudo. Era stato arrestato e oggi insomma è arrivata la condanna. Colpo grosso alla villa Fadalti Mantovani a Treviso. I ladri hanno divelto la cassaforte arraffando un bottino di 250.000 euro. È caccia alla banda dei ladri, forse trasfertisti. Le indagini della squadra mobile della questura di Treviso. Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari i ladri che hanno fatto irruzione nella villa Fadalti Mantovani all'incrocio tra Viale Nino Bixio e Viale Vittorio Veneto. Un colpo messo a segno e studiato nei minimi particolari. Il bottino è ingente, 250.000 euro. Ad accorgersi del furto, uno dei proprietari al rientro a casa. Immediata la chiamata al 113. Sul posto 2 volanti della questura ed i colleghi del reparto scientifico per rilevare eventuali impronte digitali o tracce biologiche dei ladri. I malviventi hanno passato in rassegna tutte le stanze fino ad arrivare alla cassaforte. Con un flessibile l'hanno tagliata sul fondo, asportandone il contenuto. Orologi, collane preziosi per un valore stimato di circa 250.000 euro non coperto da assicurazione. La polizia in queste ore sta setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia della villa che della zona per dare un volto ed un nome ai ladri. E l'associazione di volontariato Furti in Corso potrebbe approdare presto in Emilia-Romagna e Lombardia. Il suo presidente, Cristian Demma, infatti, è stato contattato dai cittadini di queste regioni che hanno riconosciuto il lavoro dell'associazione e lo hanno conosciuto anche attraverso Antena 3. In questi ultimi giorni sono stato contattato da più persone, nel senso una in particolare dal Varesotto e una dall'Emilia Romagna, dove mi hanno chiesto informazioni per creare un clone, diciamo, autorizzato da me dell'associazione Furti in Corso. Furti in Corso, nata inizialmente come pagina Facebook per raccogliere segnalazioni di movimenti sospetti o razzie in case e negozi, con l'aumentare degli iscritti è diventata un'associazione a tutti gli effetti, pronta ora a varcare i confini del Veneto. Il suo presidente, Cristian Demma, infatti sta dialogando con alcuni cittadini lombardi ed emiliani per creare anche in queste 2 regioni una realtà simile. Come sono arrivati a conoscervi? Ma allora sono arrivati a conoscerci dal canale nostro TikTok, che ovviamente viene conosciuto molto in social e via dicendo, e dai servizi con voi di Antena 3. In particolare, ad aver attirato l'attenzione di questi cittadini, il servizio è andato in onda sulla nostra emittente domenica 26 gennaio, quando Demma in diretta aveva parlato della crescente voglia di armarsi da parte dei cittadini che per difendersi dai furti hanno modificato anche le loro abitudini di vita. Tante grazie sempre ad Antena 3, perché ovviamente sostiene, diciamo, la causa per tutti i cittadini, però è vero anche che questo porta che venga copiata questa associazione, e più è copiata meglio è, e hanno visto
visto che abbiamo fatto all'inizio con una vigilanza, poi con un'attenzione molto più alta, siamo comunque riusciti, almeno quello che dicono all'esterno delle regioni, a dare più sicurezza ai cittadini. Se in ogni regione ci fosse un'associazione di furti in corso potremmo unire le forze e pesare di più, continua Demma, che sogna una manifestazione con migliaia di persone. Poi potremo metterci veramente tutti d'accordo in una grande associazione e poter andare al governo e chiedere spiegazioni. Ma perché no? Magari una manifestazione proprio a Roma, un domani, in un futuro si potrebbe pensare. La politica adesso col gelo di Luca Zaia di fronte all'ipotesi di un ruolo di Roberto Vannacci in vista delle regionali in Veneto, e questo mentre la Lega prosegue la sua mobilitazione su presidente e terzo mandato. Assurdo che in Veneto ci si spacchi e poi a Roma si governi insieme, le parole del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Lucas Pavanetto. Ti ringrazio perché molti mi fermano, mi dicono sono stati a firmare, ma del resto non avevo dubbi che non ci fosse questo calore nei miei confronti. Insomma, la gente me ne parla in giro. Dall'altro le dichiarazioni di Vannacci le vedo, ma insomma, Vannacci non mi risulta neanche che sia iscritto alla Lega, quindi non ho altro da commentare. Quindi non lo teme? Ma no, guardate, io ho altri problemi che sta lì a commentare Vannacci. Liquidato nel tempo di un amen, Luca Zaia fredda Roberto Vannacci, che sabato da Torcello ha lanciato la sua personale corsa e quella del suo movimento Il Mondo al Contrario in vista delle regionali. Per quanto eletto nelle file del carroccio salviniano all'Europarlamento, il generale appare sempre più corpo estraneo, soprattutto in quella Lega serenissima che si sta misurando nelle piazze del Veneto su candidato presidente e terzo mandato. Una raccolta firme che sembra tonificare sia base che colonnelli. Alberto Stefani aggiorna il quadro. Abbiamo superato le 55.000 firme in 9 giorni con quello di oggi. Nel corso della settimana avremo ulteriori punti di raccolta firme e continueremo nel corso delle prossime settimane. Diventerà una raccolta firme strutturale. Abbiamo anche lanciato online il nostro contatore ufficiale, quindi continueremo ad aggiornare i veneti sullo stato delle cose. Stato delle cose che potrebbe però precipitare qualora non si trovasse un accordo interno al centrodestra, con i meloniani che ribadiscono la loro parola d'ordine: unità da Venezia a Roma. Io credo che la maggioranza degli elettori della Lega, come la maggioranza degli elettori del centrodestra, vuole un centrodestra unito, e lo ha chiesto nel 2022 con le elezioni politiche, con un risultato elettorale molto importante, e nel 2024 con le elezioni europee, e penso ancora di più che questo debba essere un rispetto nei confronti dell'elettorato che vuole un centrodestra unito per sostenere l'attività di governo. È assurdo che in Veneto ci si spaghi e poi a Roma si governi insieme. Governo che a livello nazionale deve però reggere l'onda d'urto del caso Al-Masri. Nelle scorse ore una vittima del torturatore libico rimpatriato dall'Italia ha presentato un nuovo esposto contro la premier Meloni, il ministro all'interno Piantedosi e quello alla giustizia, il trevigiano Carlo Nordio. L'ipotesi è quella di favoreggiamento, ovvero di aver permesso al boia libico di sottrarsi alla giustizia della Corte Penale Internazionale. Rimane una necessità di chiarimento politico, questo sì, che spetta alle nostre istituzioni, in questo caso spetta al governo, ed è assolutamente necessario per chiarire una vicenda inquietante. Ci fermiamo adesso per un rapido break, rimanete con noi. Ritorniamo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. A Conegliano sta facendo discutere l'annuncio del parroco del Duomo. Quest'anno non ci sarà nessun bambino a fare la prima comunione, minore propensione a fare figli, ma anche affitti proibitivi per le giovani coppie. I motivi di questa riduzione, mancanza di bimbi nel cuore della città del Cima. Quest'anno la parrocchia del Duomo non ha bambini che si preparano per la prima comunione. L'annuncio, Don Roberto Bische, parroco del Duomo di Conegliano, l'ha dato domenica durante la celebrazione per i nuovi cresimandi, ennesimo segnale di una comunità sempre più vecchia, almeno quella che vive nel cuore della città del Cima, dove però, va detto, è impossibile trovare casa a prezzi ragionevoli. Il costo della vita qui in centro storico è piuttosto elevato e quindi non tutti e non tutte le giovani coppie possono permetterselo. A questo va ad aggiungersi la poca propensione alla genitorialità dei giovani, più presi verso il successo economico e sociale, salvo poi rincorrere inutilmente l'orologio biologico oramai scaduto.
Un vuoto colmato in parte dalle famiglie di immigrati, come dimostrano i numeri delle parrocchie in periferia. La città di Conegliano vede situazioni diverse, le parrocchie più periferiche presentano gruppi di bambini che preparano, diciamo, questo cammino verso la comunione. Diciamo che rientra dentro una situazione generalizzata, il Duomo evidentemente in maggior misura. Una situazione che sta facendo riflettere tutta la comunità di Conegliano, con la Chiesa che lancia un appello alle giovani coppie. C'è una struttura sociale innanzitutto, pur con delle fatiche, che può essere certamente di supporto a queste giovani coppie. Bisogna anche riconoscere che nelle nostre realtà ci sono degli aiuti. Poi in aggiunta, per chi crede, per chi è cristiano, i figli sono davvero un dono di Dio e Dio sostiene, aiuta diciamo con la sua provvidenza, che è concreta nell'anima e nel corpo, le famiglie che si aprono alla vita. A San Biagio di Callalta si festeggia oggi il Santo Patrono, importante la presenza davvero numerosa dei cittadini per la benedizione delle arance e del pane, una tradizione attesa e amata. Una chiesa gremita di gente pronta a ricevere le arance benedette, una cerimonia che si ripete ogni anno per la festa del patrono. C'è una ricerca di spiritualità, direi anche di calma dell'animo, perché la gente arriva e dice: qui dentro riesco a respirare un po' di calma, a meditare sulla mia vita, sulle mie scelte, e questo credo siano veramente dei bei segni. Un momento significativo durante la liturgia per ricordare la figura del santo protettore della gola e il miracolo più importante che fece salvando un bambino che stava soffocando dopo aver ingerito una lisca di pesce. Per questo viene spesso raffigurato con candele intorno. Da qui nasce il rito: il sacerdote tocca la gola dei fedeli con l'imposizione di 2 candele incrociate. Mangiare le arance a tavola e spezzare il pane nelle nostre mense vuol dire portare a casa quello spirito che animò anche San Biagio nel farsi chicco di grano per la sua gente, cioè darsi tutto perché questo bene che possiamo seminare poi sappiamo si moltiplica e porta frutti abbondanti. La cesta con il pane e le buste con le arance benedette, una giornata di festa e tradizione. Tradizione è una cosa che la natura, l'arancia trasmette vitalità, vitamina, gioia di vivere, salute e benessere per la persona, quindi ti mette gioia, allegria, speranza per il nostro organismo, per la nostra vita, per il nostro avvenire. È da tanti anni una tradizione che, come benediscono il pane, anche gli aranci per San Biagio, sia a livello morale che fisico, perché San Biagio ci aiuti, ecco. Poi la Santa Messa e la consegna del pane e delle arance. Andiamo al calcio adesso con il Treviso che per un'altra settimana resta solitario in vetta alla classifica del girone, mantenendo un punto di distanza dal Dolomiti Bellunesi. Con il Lavis ha ritrovato gol e vittoria. Domenica al Tenni arriva il Portogruaro. Il Treviso si desta da un torpore durato 2 giornate e contro il fanalino di coda Lavis ritrova gol e vittoria. Per l'11 di Fabrizio Cacciatore il 3-0 in trasferta significa conservare la testa della classifica e chiudere la parentesi, questo è almeno l'auspicio del doppio passaggio a vuoto contro Bassano e Adriese. I biancocelesti ci hanno messo un tempo intero per prendere le misure degli avversari e trovare la rete del vantaggio, arrivata al 45esimo con Gioè. Rinfrancati dall'1-0 i trevigiani sono tornati in campo determinati a portare a casa il risultato, consolidato al 16esimo da Sbampato. Al 21esimo chiude i conti Valenti che realizza il rigore assegnato dal direttore di gara a Cuciniello, atterrato da Dalla Valle. Vittoria dedicata all'Ultras Fabio Di Maio, morto il 1 febbraio 1998 al termine di un Treviso-Cagliari stroncato da un infarto. Trevigiani ora a 56 punti, il Dolomiti segue a quota 55, forte del 4-3 strappato sul campo del Cerlins Muzzane. Domenica si torna al Tenni, sulla carta il Portogruaro è avversario più che abbordabile, ma il turno è agile anche per i bellunesi che ospitano proprio il Lavis, fermo a fondo classifica a 7 punti. E ora passiamo proprio alle notizie dal bellunese.
La cronaca innanzitutto perché ci sono 2 detenuti del carcere di Belluno gravemente ustionati per un incendio scoppiato in cella. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Ustionati e trasportati in ambulanza a Padova 2 magrebini di 30 e 24 anni detenuti presso la casa circondariale Baldenic di Belluno. Ancora da ricostruire quanto accaduto. Il fuoco è divampato in una cella. Non si sa se sia stato appiccato per una forma di autolesionismo o solo per una qualche protesta messa in essere danneggiando gli arredi, innescando però una situazione poi sfuggita di mano. Sta di fatto che entrambi gli uomini, che erano reclusi nella cella, hanno subito gravi ustioni. Sono usciti dal carcere in ambulanza e portati in ospedale a Belluno. Il più giovane è stato quindi immediatamente trasferito per primo verso il nosocomio Patavino. A salvare i 2, che sono ospiti non affatto occasionali del Baldenic, l'immediato intervento degli agenti della polizia penitenziaria. All'interno del carcere è stata attivata un'indagine interna, tenendo presente che la struttura, tra le tante difficoltà a suo tempo fatte presenti anche in occasione della visita del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, ha quella di avere ancora un vertice provvisorio, visto che la direttrice è presente solo 2 giorni alla settimana, in quanto la sua sede principale di lavoro è il carcere di Udine. In ospedale adesso al San Martino di Belluno stamattina è stato inaugurato il nuovo blocco che ospita la sala ibrida e l'emodinamica, un investimento da oltre 6 milioni di euro, 2 dei quali derivati da una donazione privata, con il presidente del Veneto Zaia che ha detto un nuovo rinascimento sanitario per il bellunese. Il San Martino di Belluno ha una nuova sala operatoria ibrida e di emodinamica. Il blocco, costruito ex novo, sorge di fronte alla piazzola di atterraggio dell'elicottero del SUEM ed è costato 6,3 milioni di euro, 4 milioni e 3 a carico della Regione Veneto e 2 frutto di una donazione di un benefattore bellunese. Un passo importante verso la realizzazione del progetto di sanità olimpica, ha detto il commissario dell'ULSS Dolomiti Giuseppe Dalbenne. L'ULSS 1 è un'ULSS appunto olimpica e quindi queste 2 sale, emodinamica e ibrida, come dire, daranno veramente, potranno dare, spero di no, ma insomma potranno dare le maggiori risposte possibili a chi ne ha bisogno durante il periodo olimpico. Un'idea nata durante la direzione Rasi Caldogno, ereditata e coltivata da Maria Grazia Carraro, che non ha potuto vederla realizzata. Una coincidenza il taglio del nastro proprio oggi, giorno del compleanno dell'ex direttrice generale. A lei il presidente Luca Zaia ha dedicato un pensiero di gratitudine rivolto a una platea commossa. Un pensiero. Il nuovo blocco è disposto su 2 piani. La sala di emodinamica permetterà di svolgere attività cardiologica, diagnostica e interventistica con strumenti di ultima generazione guidati da intelligenza artificiale. La sala ibrida è una sala operatoria con tecnologie di altissimo livello che potrà ospitare più equip e consentirà di completare l'intervento senza spostare il paziente. L'operatività scatterà il prossimo 17 febbraio. Per il personale pare si avvii un periodo di surplus di lavoro vista la contestuale assenza di 2 strumentiste in maternità. Lo ha sottolineato il comitato feltrino Giù le mani dalla sanità bellunese, che ha condiviso l'azione solitaria di chi di buon mattino ha esposto 2 striscioni di protesta sulla recinzione del parcheggio del San Martino. Questa provincia è assolutamente aiutata, non abbiamo mai abdicato nell'investire, i cittadini sono curati bene, ha detto il presidente Luca Zaia, che però non ha mancato di lanciare un nuovo affondo. Noi veniamo a dire che non abbiamo gettato la spugna in un territorio dove il lamento è quasi la quotidianità. Non è la prima volta che lei rimbrotta i bellunesi sulla questione dei lamenti, perché? No, ma io non è che rimbroto, dico semplicemente che qua quando io ho esordito sembrava che la regione fosse una realtà distante, che volesse chiudere ospedali. La verità è che non li abbiamo mai chiusi e che abbiamo fatto un sacco di investimenti e questi investimenti sono oggi palpabili, sono visibili e danno una dimensione della qualità delle cure. In questo momento riceviamo e naturalmente vi rendiamo note le precisazioni della Direzione Generale dell'ULSS 1 in merito alle affermazioni del Comitato Feltrino Giù le mani dalla sanità bellunese sulla presunta carenza di personale previsto in servizio alla sala ibrida e di emodinamica. Attualmente una strumentista è in maternità, un'altra è prossima al periodo di astensione obbligatoria. In ogni caso, precisa l'ULSS 1, per garantire la copertura di tutte le sale operatorie
operatorie, considerato il solo personale del gruppo operatorio, occorrono 18 infermieri e OS, attualmente ne sono in servizio 22,83 per quanto riguarda i tempi pieni equivalenti di infermiere e 8 tempi pieni equivalenti di OS. Questione canile a Belluno, a porla all'attenzione con un'interrogazione la consigliera di Insieme per Belluno Lucia Olivotto, che ha chiesto chiarimenti in merito ai progetti esistenti. A risponderle l'assessore Franco Roccon, che ha garantito che l'amministrazione si sta impegnando per risolvere il problema del canile sanitario. Al centro della questione un lascito testamentario relativo a un immobile a Limana, la cui cessione ha fruttato circa 190.000 euro, soldi che verranno usati per progettare un nuovo canile, visto che il comune di Belluno e l'ULSS 1 Dolomiti hanno deciso di dismettere quello vecchio e realizzarne uno nuovo nei pressi dell'area produttiva di Levego. Neve sulle Dolomiti, da venerdì sera in poi una perturbazione ha imbiancato le montagne bellunesi con una spruzzata anche a Cortina d'Ampezzo, facendo ben sperare tutto il comparto turistico per il prosieguo della stagione sciistica. Nella nostra provincia ha nevicato sopra i 1200 metri, ma soprattutto nelle località in quota, con punte massime su Tofane 30 cm, Faloria 25-30 cm, Arabba 20-25 cm. Resta il fatto che se mediamente a livello nazionale rispetto al periodo fino al 2023 quanto a neve si registra un meno 60%, sulle montagne bellunesi si arriva a un meno 90% rispetto al 2024. Io vi ringrazio per essere stati con noi, tra poco le previsioni del tempo, una buona serata, arrivederci.